Estradizione in Italia di Filippo Turetta entro una decina di giorni, secondo la Procura di Venezia, anche se il governo ipotizza una procedura accelerata per gli investigatori. La sua è stata una fuga senza complici. Non aveva il diritto di prendersi la vita di mia sorella. All'indomani della fiaccolata per Giulia, le lacrime di Elena e il suo messaggio a uomini e ragazzi. Bufera sulle dichiarazioni social del consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che ha attaccato Elena Cecchettin accusandola di recita ideologica e cultura satanista. L'opposizione ne chiede le dimissioni. Indignazione e rabbia sul web per una pagina Facebook creata in queste ore a sostegno di Filippo Turetta, scattata la segnalazione alla polizia postale. Tanti i messaggi delle star per Giulia Cecchettin, da Federica Pellegrini in una lettera alla figlia in arrivo ad Annalisa Minetti, che oggi da Caor le lancia il monito a non odiare. Una donna di 70 anni di origini serbe trovata morta annegata nel canale Serraglio, dove era caduta poco distante da dove risiedeva con la famiglia ai confini tra Fiesso e Dolo. Domani la festa della Madonna della Salute, dalle 9:45 la diretta su Antenna 3 per la messa presieduta dal Patriarca Moraglia. Attesi migliaia di fedeli da tutto il Veneto, già stasera il pellegrinaggio. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. E dunque l'estradizione in Italia di Filippo Turetta potrebbe avvenire entro una decina di giorni, anche se il governo ipotizza su questo fronte una procedura accelerata. L'ipotesi di reato a suo carico è ora di omicidio volontario. Era chiaro che, come dire, questa fuga non poteva durare più di tanto, proprio perché si tratta di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati. E infatti è andata esattamente così. Non si è costituito, ma è stato prontamente individuato. Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin tra Barcis e Piancavallo, la cattura di Filippo Turetta nelle vicinanze di Lipsia, in Germania, costituisce il secondo punto fermo nelle indagini condotte dalla Procura di Venezia. Il 22enne di Torreglia ha trascorso la sua prima notte in carcere ad Halle. Sappiamo che Filippo è stato trovato in grande sofferenza, scosso dalla vicenda, ha spiegato il suo legale italiano, l'avvocato Emanuele Compagno, che non lo ha raggiunto in Germania, e lo stesso faranno probabilmente anche i suoi genitori. Ma ad attendere il suo rimpatrio sono innanzitutto i magistrati. Abbiamo fatto una riunione ieri pomeriggio, siamo in contatto con l'autorità giudiziaria del Länder, che è competente per territorio, e con la polizia tedesca. Quindi i passi diplomatici sono stati fatti. È chiaro che il ritrovamento della ragazza muta il titolo di reato da tentativo in omicidio consumato, e quindi questo sarà rinotificato. Sui tempi dell'estradizione l'ipotesi più prudente è quella di una decina di giorni, anche se il governo ha assicurato assoluta celerità. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È effettivamente un termine breve se il soggetto è disponibile a essere consegnato. Se invece non è disponibile, i tempi sono più lunghi. Però, ripeto, questo è un problema che noi possiamo solamente chiedere e velocizzare nel limite del possibile, anche con contatti personali con l'autorità tedesca, che è già stato fatto. Però i tempi della procedura penale tedesca sono diversi dai nostri. Certo, se i tempi fossero molto lunghi, se i tempi della procedura tedesca fossero lunghi, potremmo pensare di andare a sentirlo in Germania. Però questo lo vedremo nei prossimi giorni. A garanzia dell'indagato, tutti i prossimi accertamenti potranno essere svolti solamente coinvolgendo Turetta e il suo avvocato, a cominciare dall'autopsia sul corpo di Giulia. Dall'esame autoptico, dalle verifiche sull'auto, tuttora in Germania, verranno ricavati e valutati quei dati di fatto che serviranno a ricostruire quello che è accaduto nella settimana tra la scomparsa della vittima e l'arresto dell'ex fidanzato, e a contestare un'eventuale premeditazione su cui la procura non si sbilancia. L'invito di Cherchi è a lasciar lavorare serenamente gli inquirenti. Ma anche da parte dell'opinione pubblica, che deve frenare un momento questa partecipazione emotiva che può creare e che sta creando anche qualche difficoltà, non, ripeto, alle indagini, ma alle persone coinvolte, ai genitori dell'indagato, e questo non è un fatto positivo. Le indagini si devono svolgere in maniera corretta.
Filippo sarà in Italia tra pochi giorni, lo dice in una ANSA anche Antonio Tajani, ministro degli esteri, proprio di poco fa. Intanto è tornata a parlare davanti alle telecamere Elena, la sorella di Giulia, che rivolgendosi a Filippo dice non aveva il diritto di prendersi la vita di mia sorella. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non solo la sua. Lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre. E lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere. E non doveva prenderselo. Questa volta per Elena è difficile trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Lei che si è sempre dimostrata forte e risoluta, ma anche combattiva. Un'oplita, proprio come le diceva sempre Giulia. Questa mattina mi sono immaginata mia sorella che mi diceva forza, vai. E lei mi diceva sempre che ero un'oplita perché quando studiava al liceo classico appunto mi raccontava che gli oplita erano i guerrieri e lei mi diceva sempre che bisogna avere la forza di un'oplita. Però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano e lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida e ingenua, nel senso di persona che vive la vita con leggerezza e senza cattiveria. Un'altra perdita nell'arco di un anno che colpisce la famiglia Cecchettin e che svuota. Come ha detto il papà di Giulia, l'indomani della fiaccolata che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Non trovo nulla. Io penso solo alla mia Giulia, che ormai non è andata, non c'è più. E mentre davanti alla casa continuano ad arrivare fiori e il fratello di Giulia raccoglie con dolore le lettere e i biglietti lasciati in questi giorni per lei, da Elena arriva un messaggio forte ai ragazzi. Un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano, non va bene. Fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo. Perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. Che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro. Elena Cecchettin che è finita nel mirino del consigliere regionale Stefano Valdegamberi ed è bufera. Un lungo post contro Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, che fa finire sulla bufera il consigliere regionale Stefano Valdegamberi. Lo storico esponente della Lega, ora il gruppo misto, usa parole pesanti per commentare una trasmissione televisiva in cui la ragazza è intervenuta dopo l'omicidio della sorella. Dalla sorella di Giulia una recita ideologica, scrive Valdegamberi, altro che cultura patriarcale, e accusa la ragazza di divulgare simboli satanici. Tra i primi a dissociarsi dalle sue parole è subito il presidente Zaia. Questo è il momento del dolore, non certo quello di invocare l'intervento dei magistrati, dice, sulle dichiarazioni personali della sorella di una ragazza che ha perso la vita in questo modo tragico. Insinuazioni gravissime, accusa Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verde e Sinistra, che annuncia per Valdegamberi un'interrogazione parlamentare. A parlare di attacco oltraggioso e delirante invece il deputato Dem Alessandro Zan. È inconcepibile, scrive, che al dolore si aggiunga anche violenza istituzionale. Intanto l'opposizione ne chiede le dimissioni. Penso che questo consigliere regionale stia utilizzando in modo inopportuno la sua carica, la sua posizione di potere, e ritengo che non dovrebbe occuparla. Valdegamberi dovrebbe dimettersi e noi siamo tutti stanchi di commentare e di sentire queste cose. Un commento di non condivisione di dichiarazioni che minimizzano la responsabilità personale dell'omicida per cercare una responsabilità nel presunto modello patriarcale. Non pensavo suscitasse una tale violenza di reazioni. La risposta all'odio social scatenato dal post non tarda ad arrivare. È Valdegamberi a mandare agli organi di stampa un comunicato nel pomeriggio che non riesce però nell'intento di placare le polemiche.
E su Facebook intanto è comparsa una pagina a sostegno proprio di Filippo Turetta. È già stata segnalata alla polizia postale. Sui contenuti si profila il reato di istigazione alla violenza. La pagina Facebook aperta all'indomani del ritrovamento del corpo della povera Giulia Cecchettin. Ad aprirla una non ben precisata organizzazione no profit. Pagina aperta, si legge in primo piano, per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. I post pubblicati di fatto sostengono Filippo Turetta, indagato per omicidio, ora in carcere in Germania. La pagina mette in dubbio la ricostruzione dei fatti, arriva ad accusare i media di aver usato un giudizio affrettato nei suoi confronti. C'è ancora una piccola speranza, recita un post, che ci sia un giudice a Berlino che voglia vederci più chiaro in questa faccenda e non acconsenta l'estradizione. Un altro dedica a Turetta la canzone di Peter Gabriel, Biko, dedicata a Steve Biko, attivista sudafricano anti-apartheid, morto per le conseguenze delle torture subite in carcere. Post che associano Turetta a Tortora o che attaccano la sorella di Giulia, Elena. Ha presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi, si legge. Tra i primi a segnalare la presenza di questi contenuti sul web alcuni avvocati, tra questi Francesca Ghislon, collaboratrice per anni del Centro Antiviolenza di Padova ed oggi nel consiglio direttivo del Cantiere delle Donne. La considero una cosa indecente e qui mi fermo, e credo che ci vorrebbe anche una certa velocità di intervento da parte di chi deve garantire che ci sia una correttezza, una sensibilità in questo tipo di strumenti, e quindi confido che venga chiusa immediatamente. Censurare velocemente questi contenuti è quello che chiedono le centinaia di commenti e i post in difesa dell'innocenza di Turetta. L'opinione pubblica ha anticipato le forze dell'ordine chiedendo la chiusura immediata della pagina. Costretti a giustificarsi anche quando denunciano, è questa la condizione cui talora sono sottoposte le donne vittime di violenza, conferma l'avvocato Ghislon. Questo è uno dei primi aspetti che dobbiamo combattere. Le donne vengono messe sempre in discussione quando accade un fatto del genere e le donne finiscono sotto accusa un'altra volta. È uno svilire la gravità di quello che ci succede. Combattere questo fenomeno significa anche dare alle donne la fiducia, perché bisogna denunciare, ma bisogna anche essere tutelate quando si fanno queste cose, difese. E sono tante le star che in queste ore si stanno mobilitando per Giulia Cecchettin. Abbiamo trovato Giulia morta ammazzata, e ammazzata da una persona che probabilmente non ha dato mai la percezione di sé come un essere un individuo pericoloso, anche se sono convinta che Giulia avesse individuato alcune problematiche. E allora io dico, porca miseria, non abbiamo ancora imparato, e le dico anche alle istituzioni, non abbiamo ancora imparato a farci proteggere e a proteggere. Così da Caorle la richiesta alle istituzioni di Annalisa Minetti, modella, cantante, scrittrice e campionessa paralimpica. Tra cordoglio, rabbia, impotenza e voglia di dire adesso basta, anche Laura Pausini, educa tuo figlio, sottolinea, indicando anche il numero antiviolenza 1522. Le fa eco pure l'attrice Valeria Solarino. A che serve gridare all'inasprimento delle pene se siamo già morte? Credo che l'unico modo per sradicare questo virus sia educare al rispetto della donna, scrive. Tantissime le star che in queste inquiete ore si stanno mobilitando per Giulia Cecchettin. Sui social il pensiero di un'altra veneziana come lei, Federica Pellegrini, nelle foto al tramonto col pancione, l'esortazione alla sua bimba che arriverà a breve. Spero di riuscire a proteggerti, dice, a renderti forte, ma soprattutto ti costringerò a sentirti libera. Per tutto il resto ci pensa papà. Giulia, perdona tu e tutte le donne uccise per mano di un uomo incapace di accettare la fine di una storia. Così Alba Parietti, pubblicando la foto di Giulia abbracciata alla sua mamma. A concludere con un monito alla Minetti: non inneggiamo all'odio e alla violenza, dice, pensando al fratello di Filippo Turetta. A oggi abbiamo due famiglie completamente distrutte, un fratello da poco 18enne, il fratello dell'assassino, perché così lo definiamo, che purtroppo sarà macchiato a vita e dovrà difendersi, anche se inconsapevolmente o comunque ingiustamente, di ciò che lui non ha fatto. Ci fermiamo adesso per un veloce break, a tra poco.
Di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia, ancora cronaca, una donna di 70 anni di origini serbe è stata trovata morta annegata nel canale Serraglio, dove era caduta poco distante da dove risiedeva con la famiglia ai confini tra i comuni di Fiesso e di Dolo. La notizia ha profondamente colpito l'intera comunità, aveva delle difficoltà a camminare. I funerali si terranno nella chiesa della Santissima Trinità di Fiesso d'Artico domani alle 14. E la Guardia di Finanza di Portogruaro invece ha smantellato una rete costituita da 5 persone che attraverso ditte individuali, 2 ditte, avrebbe emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per la compravendita di pallet, conseguendo vantaggi fiscali per circa 1 milione di euro. Accertata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni. Le 5 persone sono state denunciate. Adesso andiamo dal nostro Filippo Fois in diretta, perché domani a Venezia si festeggia la salute. Antena 3 darà in diretta la celebrazione con il Patriarca Moraglia. A te Filippo, buonasera per i dettagli, eccoti. La vedete alle mie spalle la Basilica della Salute e soprattutto vedete questa enorme massa di giovani, perché è iniziata all'incirca una mezz'ora fa il pellegrinaggio dei giovani. Sono tantissimi e sentivamo anche la gente che diceva fa veramente tanto piacere vedere tanti giovani a Venezia. La festa della salute in realtà è iniziata sabato con l'inaugurazione del ponte votivo, che è il ponte che collega i sestieri di San Marco con quello di Corso Duro, dove ora ci troviamo. Siamo proprio in riva al Canal Grande, poco più in là c'è il bacino di San Marco. Le funzioni sono già nel corso di tutta la giornata. Domani però effettivamente ci sarà la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Comincerà alle 10, noi saremo in onda dalle 9:45, per cui restituisco la linea per ora. Grazie a Filippo Fois. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Una perturbazione porterà maltempo al centro-sud. Il nostro territorio resterà invece ai margini di tale vortice di bassa pressione. Il tempo sarà sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 21 novembre. Sul Veneto ci attende una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio qualche addensamento in più. Precipitazioni generalmente assenti, tuttavia non si esclude qualche debole piovasco su costa e pianura meridionale. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 12 e 14 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Possibili annuvolamenti e locali rovesci sul Triestino. Soffierà bora moderata sulla costa e sul Carso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con qualche nuvola in aumento sui confini più settentrionali. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.